Abbiamo un bel Pinocchio igienizzato da consegnare ai rappresentanti delle istituzioni della città. Si mettano d'accordo in consiglio comunale, si mettano d'accordo in giunta chi ha la responsabilità di aver degradato questo rione. Solo pochi mesi fa avevamo testimoniato il degrado di questo capannone che si trova a Ponte Vigo d'Arzere, proprio lungo la principale via d'accesso a Padova per chi arriva da nord. Un degrado e un abbandono che sono anche fonte di preoccupazione e di pericolo per i residenti, con il rischio che si stacchino pezzi di cornicione e di intonaco. Tutto è rimasto più brutto di prima, come prima più di prima nel degrado, nell'abbandono totale. Qui non è stato speso un euro di ordinaria manutenzione a Ponte Vigo d'Arzere. I residenti denunciano l'abbandono di tutto il rione di Ponte Vigo d'Arzere però e chiedono che si investa nella manutenzione di strade e edifici. Questo in particolare era stato temporaneamente recintato con il nastro bianco e rosso che per ora non c'è più e che non è stato sostituito, magari con un'impalcatura di protezione. A noi ci interessa di capire perché non è stato messo mano all'ordinaria manutenzione. È tutto sfasciato. Basta vedere questo capannone industriale, ci sono i pezzi di cornicione che stanno cadendo, con il rischio che cadano in testa a passanti. Da sottolineare il fatto che l'edificio, ovviamente di proprietà di privati e a loro spetta il compito principale di messa in sicurezza, è proprio lungo l'accesso alla città e all'amministrazione di Padova spetta il compito di sollecitare i privati una volta accertato il pericolo che corrono passanti e residenti. Siamo nella via principale di Ponte Vigo d'Arzere dove passano migliaia e migliaia di autoveicoli. Cosa dobbiamo aspettare? Che capita una disgrazia? I cittadini sono stanchi di segnalare.